Nuova storia, buon inizio, ora l'asticella si trova più su, un pari alla prima alla ricerca dei primi 3 punti. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Fincantieri di Palermo, CUS Palermo Gonzaga, seconda giornata del girone B del campionato Under 15 siciliano. Le due formazioni con il CUS Palermo che si presenta in maglia nera a disposizione di Domenico Perrone. Ci sono Anzalone in porta, in difesa da destra verso sinistra di Benedetto, Turci, Vitrano e D'Antoni. A centrocampo la mediana a 2 con Sollena e Goa. Moie è l'esterno di destra, Romano è l'esterno di sinistra, dietro Mortillaro c'è la Corte. Subito qui un tiro della Gonzaga in maglia verde, invece a disposizione di Giuseppe De Domenico ci sono Renier in porta, una difesa sempre da destra verso sinistra, Dagnino, Giuseppe Guarino, Giardina e Di Prima, centrocampo Corleone, Programma e La Bua. L'attacco è composto dal tridente in cui sono presenti Provenza, Criscuoli e Speciale. L'arbitro della partita è Leonardo Vecchio di Palermo. Due tempi da 35, essendo una categoria Under 15. Ha portato bene il cambio di nome da CEI a Gonzaga, perché fino all'anno scorso la squadra ospite si chiamava CEI. Ha portato bene con i più grandi, con l'Under 17 nel weekend. Adesso un'altra sfida, diciamo, dopo l'inizio di stagione posticipato a causa del turno di riposo, dato che il Gonzaga non ha proprio giocato fino a un minuto e mezzo fa in questa stagione, ovviamente parlando per la formazione Under 15. Adesso alza il livello contro una società di eccellenza che sui giovani punta tantissimo, quella della CUS Palermo, che nel weekend ha fatto 1-1 contro il Team Calcio. Gioca proprio il CUS Palermo, c'è la conclusione, parata, il tentativo di Sollena, calcio d'angolo, perché c'era stata la parata da parte di Vittorio Renier, ma a ridosso della linea di porta. Non è Renier in porta, c'è stato un cambio dell'ultima ora, Parapanno, che inizialmente era in panchina, dunque Renier è a sedersi con le riserve. Parapanno, pallone preso da Mortillaro, altro tiro da fuori che finisce sul fondo. Inizio positivo del CUS Palermo, anche quello del Gonzaga con Criscuoli che ha avuto una chance, soltanto che il pallone è finito sul fondo. Colpo di testa di Provenza, cerca di scoderlarlo in avanti, trova soltanto gli avversari. Corleone verso Criscuoli, c'è la difesa della CUS a fermare tutto. Adesso Provenza, ci prova il Gonzaga, ferma tutto Vitrano, il capitano della squadra di casa. Il lancio lungo di Anderson Goa, colpo di testa, scambi, ci pensa l'altro capitano Giuseppe Guarino. Lancio lungo, non la va a prendere Romano, il pallone finisce sul fondo. Si riprende dal fondo con la rimessa in gioco da parte di Panno. Colpo di testa di D'Antoni, il pallone rimbalza davanti ai giocatori di entrambe le squadre. Avanza sempre il con Di Benedetto, finisce a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro, che ha lasciato continuare. Ci sono state un po' di proteste anche da parte dei genitori presenti in gradinata qui al centro sportivo Fincantieri di Palermo. Diversi presenti a guardare la partita. Prova a giocare il Gonzaga.
Pallone che si perde in rimessa laterale. Cus Palermo che gioca con un 4-2-3-1, Gonzaga invece con un 4-3-3 classico. Avanza la squadra di Perrone, porta palla Romano, il pallone è verso Moie, ma deve uscire Panno. Criscuoli l'ha messa giù per programma che ha avuto subito l'intenzione di allargare da Oliver Speciale. Sale invece il Cus con Sollena, il pallone è per Moie, a puntare Giuseppe Guarino, passaggio dentro, c'è il sinistro, ribattuto con il tentativo di Lacorte, lui che ha pareggiato la sfida contro il Team Calcio, entrato dalla panchina oggi, fa il titolare anche Goa. In panchina invece rispetto a quella sfida ci sono Billeci e Santoro. Dunque 2 cambi per Perrone rispetto allo scorso match. Pallone basso in mezzo, ha tentato la deviazione Federico Vitrano, nuova proposta, secondo palo, Panno a terra con Moie che era sì presente sul secondo palo ma non è andato con il colpo decisivo verso la porta. Si chiede il calcio d'angolo, non è così. Richiesta rifiutata nei confronti di Kevin Moie. Anzalone corto. Turci porta palla, spalla la porta invece è Moie. La corte profondo più su Panno. Attacco di Mortillaro ad allargare dalle parti di Leopoldo Romano che fa fuori l'avversario ma calcia alto. Aveva superato Nicolò Dagnino. Poi una conclusione che è facile da dimenticare nel caso in cui si va con il tiro in porta. Non è stato così. Proposta dentro con il pallone che rimbalza, libera l'area Vincenzo Corleone, colpo di testa provato da Di Benedetto, c'è tanto ritmo in mezzo al campo, entrambe le squadre provano a giocarla. Gonzaga che soffre un po' come da pronostico, pardon. Altra caduta, altro tentativo da parte di Moie, si resta a terra. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Ecco la proposta in mezzo, secondo palo, quasi in stacca di testa. Ovvero Turci e Mortillaro. Pallone che è finito fuori. Sopra la traversa. Pallone in verticale profondo. Un po' indietro Criscuoli.
Sponda, ok, di Moie a lanciare Romano, esce addirittura a panno, porta vuota, Romano a porta libera sbaglia con l'intervento decisivo di Giuseppe Guarino. Insiste il CUS Palermo con Leopoldo Romano che ha avuto la chance per portare in vantaggio la propria squadra. Si fa larghi per Provenza. Intervento con Criscuoli, Provenza, il tocco di D'Antoni, la va a recuperare Provenza, al limite, tiro respinto subito. Tenta la girata, qui la Corte, c'è il colpo di testa da parte di Giardina, lancio profondo verso Criscuoli, fuori gioco la punta centrale del Gonzaga. Giardi, chiamati la linea, Giardi. È tua, continua. Romano, profondo, Giardina, ci pensa lui, Dagnino. Ci sono gli avversari però. Allora Romano, altro scatto. Sempre da quelle parti, a porta vuota. Ha avuto sì la possibilità, ma in campi del genere è molto difficile essere lucidi, calcolare i tempi. Nel weekend ci saranno le elezioni politiche che stopperanno un po' tutto il calcio. Infatti questa giornata di campionato si sta giocando in infrasettimanale. Campionato che è partito nel weekend, giusto per non farlo stare fermo il weekend successivo, hanno anticipato i membri del comitato regionale siciliano della Lega Nazionale Dilettanti di match di questa seconda giornata. È iniziato tutto ieri con il 6-1 del Ribolla sulla cantera Ciaculli. Oggi invece sono iniziate tutte le altre partite alle ore 15, ovvero Buon Pastore Monreale, Fortitudo Bagheria Concadoro Monreale, Palermo Team Calcio TF Terzo Tempo, Vilabate Panormus. Invece CUS Palermo Gonzaga è iniziata alle ore 15:30. Doveva iniziare anch'essa alle ore 15. Poi c'è stato il posticipo di mezz'ora, riposo invece lo Sporting Pallavicino. C'è il turno di riposo perché le squadre sono 15, ovvero di numero dispari. Di conseguenza a turno bisogna rispettare lo stop. C'è stato già per il Gonzaga, come detto. Alla fine un turno di riposo, la prima giornata è soltanto un inizio di stagione prolungato, di conseguenza lo sarà anche per il girone di ritorno, ovvero a gennaio, dopo la sosta natalizia. Colpo di testa di programma, non la va a prendere Turci, avanza il Gonzaga, occhio alla liberazione di D'Antoni in area di rigore. Battuta la rimessa, la protezione del pallone. Dietro! Ma niente da fare. Colpo di testa di Sollena, ci pensa anche Gowa. Ancora a schiacciare programma, ma ci va dietro. Largo, spingi che rinvia. Sali. Il rinvio di Panno.
è tua, prove. Romano. L'attacco da parte di Provenza. Programma di prima. Si ritorna da Francesco Di Benedetto. La Bua a duello con Sollena, vince il giocatore del Cus Palermo, spalla la porta, Mortillaro verso Romano, alla fine si va da Panno, primo quarto d'ora, 0-0, inizio acceso di partita, la più grande occasione l'ha avuta Romano del Cus Palermo, la porta vuota, non sfruttata pieno. Romano, alzata, colpo di testa verso Moie, fermato all'ultimo. Insiste ancora Giuseppe Guarino, la va a riprendere il Cus Palermo con Kevin Moie. Rimpallo vincente, aveva superato anche la Bua, alla fine risolve di prima la Corte. La Corte è scivolata vincente di prima, cerca di ripartire il Gonzaga con Criscuoli a essere il più avanti di tutti in fase offensiva. Gli arriva questo pallone, viene anticipato. D'Antoni si gioca un po' a batti e ribatti in questa fase. Cus Palermo che a livello giovanile ha avuto tantissime soddisfazioni l'anno scorso con un percorso trionfale con le formazioni Under 18 e Under 19, tant'è che quest'anno in eccellenza la categoria che fa il Cus Palermo con la prima squadra in rosa ci sono stati molti innesti proprio da quelle due formazioni giovanili, ci sono arrivate anche marcature da segnalare, gol decisivi, 2 vittorie alle prime 2 di campionato. Sabato c'è stato il primo stop contro l'Unitas Sciacca. Avanza il Gonzaga, va a ricevere Corleone, lato corto dell'area, cross basso dentro verso Criscuoli, anticipato, c'è il tocco di Speciale, non è stato un vero e proprio tiro in porta, il pallone gli è capitato lì dopo il controllo provato da Ettore Criscuoli che si trovava in difficoltà. Ciccio, Ciccio il tuo uomo, Ciccio. Romano, un po' ostacolato da Corleone, occhio a Giardina, il Cus Palermo continua in fascia. Con la rimessa laterale. Batte D'Antoni. Arriva Giuseppe Guarino a controllare l'uscita del pallone, si riparte da Panno, chiede calma ai suoi Giuseppe De Domenico, allenatore del Gonzaga, l'anno scorso al CEI, quindi una conferma più che altro, a cambiare soltanto il nome della squadra, della società. Saliamo. Moie, Sollena, un po' disturbato da Francesco Labua, c'è il calcio di punizione. Anzi no, sta concessa la rimessa laterale. Tacco verso l'interno, rinvia Giardina, arriva in uscita Turci, il tocco di programma Turci a rifugiarsi dietro, un po' in difficoltà il Cus Palermo qui, perché l'attacco c'è
da parte di Provenza. Si va a prendere la rimessa laterale. Dagnino verso Criscuoli, si mette davanti a lui Vitrano, poi Provenza, pallone in calcio d'angolo. Corner per il Gonzaga. Avvicinati un po'. Di prima, Ale, prendi l'11. Si può andare con la battuta corta, il passaggio di Labua, non arriva poi il cross da parte di Provenza. Dagnino, Provenza verso l'interno, prova a liberare il Cus Palermo con la corte. Poi il tiro dalla distanza, che non fa mica paura a Giovanni Anzalone. Turci, basso filtrante, la risposta di Giorgio Programma. Avanti speciale a duello con Turci, tanti colpi di testa, poi il tocco di La Corte, c'è soltanto Giuseppe Guarino. Riparte il Gonzaga, svirgolata a cambiare tutto, ne approfitta allora Romano. L'attacco di Dagnino da dietro, ancora Romano, entra in area Romano verso il secondo palo, una sorta di tiro cross, un tiro uscito male, anche dettato dal rimbalzo del pallone a causa del terreno di gioco. C'è tanta sabbia in campo. Moie in mezzo a tante maglie verdi del Gonzaga, non passa però. Cus Palermo che in casa, parlando ovviamente della categoria Under 15 regionale, in Sicilia viene da 3 vittorie consecutive. Queste 3 vittorie però fanno parte di una striscia di 10 risultati utili, ovviamente che parte dallo scorso campionato. Sono 9 vittorie e un pareggio. L'ultima sconfitta fu proprio contro il CEI, finì 3-2, era l'inizio della scorsa stagione, si giocò però al centro universitario sportivo. Una partita tra l'altro bellissima, una vittoria da parte del CEI che è arrivata allo scadere. Calcio d'angolo guadagnato dal Cus Palermo. Va a ricevere corto il Cus Palermo, vicino la bandierina. Aveva provato ad avanzare Vitrano, palla al piede, ma è abbastanza difficile. Di solito in questi campi si gioca a palla lunga. Rimessa laterale, pallone che rimbalza, levato via da Programma. Altra battuta, lotta ancora Romano, arbitro ferma tutto, c'è una irregolarità.
De Domenico chiede a Provenza di salire. Il pallone era indirizzato verso di lui. Ha fermato tutto Anderson Goa. D'Antoni il controllo con il petto da parte di Mortillaro. Passaggio vicino a Moye. Poi viene Sollena, la girata provata da Kevin Moye. Finisce così però l'azione. Poi Provenza se la prende con se stesso nell'aver di fatto spazzato fuori il pallone in rimessa laterale. Non battuta benissimo questa rimessa laterale lungolinea. D'Antoni c'è programma in pressing su Mortillaro, una serie di rimpalli fanno arrivare il pallone a Moye. Si torna dietro, Turci programma avanti lui in verticale, si va da Speciale, risolve però Federico Vitrano buttare il pallone nella panchina del Gonzaga. Entrati negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, si resta sullo 0-0. Attacco di Provenza, programma largo, il tocco di Provenza per Dagnino, prova il cross direttamente sul fondo. Dietro Dagni sull'11. Ok. Dove sei? Anzalone verso Nicola D'Antoni, a portare avanti il pallone, da passaggio in verticale in fascia verso Romano. Dagnino davanti a lui, non si va a prendere il pallone. Romano in mezzo per la corte, altissimo. Qualche applauso arriva dalla gradinata. C'è tanto sole oggi a Palermo. Intanto la corte ci prova un'altra volta. Pallone che finisce fuori. Rimessa in gioco corta del Gonzaga, infatti rischia tanto la squadra di De Domenico. Criscuoli non ce la fa perché a Vitrano, lancio lungo verso Mortillaro, controllo impossibile, caduta, non c'è nulla. Secondo l'arbitro, è finito giù dopo un contatto con Giuseppe Guarino. Il Palermo che resta nella metà campo avversaria, pronto a recuperare tutti i palloni del caso. Programma ostacolato da Cristian Lacorte. Poi il duello con Corleone, conquistata la punizione. Continua. Romano, c'è però Arturo Giardina, occhio al passaggio di Panno che rischia assai. Tentativo da fuori da parte di Sollena.
Il lancio lungo di Giuseppe Guarino. Gonzaga che fa fatica a superare la linea di centrocampo. Ancora Giuseppe Guarino a rilanciare il pallone verso Criscuoli, lo protegge, si ritorna dietro, è un regalo però per il CUS Palermo. Romano in fuorigioco. C'erano state un po' di proteste, un minimo, da parte di Leopoldo Romano. È stato invitato a non parlare. Gara alla fine corretta da entrambe le squadre in questo primo tempo. Nessun cartellino. Il tocco da parte di Giardina a muovere il Gonzaga. Avanzano in tanti verso la fascia sinistra in proiezione d'attacco. Il pallone arriva in gradinata, restituito a Di Prima. La Corte soltanto a far guadagnare metri alla squadra ospite, che in panchina, come detto, ha Renier per quanto riguarda la porta, ma anche Caldarera con la maglia numero 63, che nel contesto giovanile è abbastanza rara. Oltre a loro due ci sono anche Gaetano Guarino, anche Argano, Ragusa, Cuccia, Lio e Mannino, mentre il CUS Palermo ha più ragazzi a disposizione, con Bozzotta a partire dalla porta, poi Villeci, Vetrano, Santoro, Catanese, De Carli, Casisa, Lo Piccolo e Trapani. L'intervento su Speciale, calcio di punizione per il Gonzaga. Non ci sarà tantissimo recupero, al massimo un minuto, secondo le cose che sono successe. Parte la battuta, un paio di tocchi ad ingannare un colpo di mano, poi questo svirgola in difesa con Vitrano, la va a prendere Federico Provenza letteralmente per battere la rimessa in direzione Corleone. Ancora Vitrano, programma in zona Corleone e Provenza, programma lanciare lungo, Provenza l'anticipo da parte di Vitrano, programma ottimo a recuperare questo pallone in verticale in direzione Criscuoli, tutto però va in direzione di Anzalone, ma il gran recupero di Giorgio Programma, astutissimo a sfruttare il rimbalzo, a chiudere le gambe. Vitrano chiesto il pallone da parte dell'attacco, consegnato però a Panno. Rinvia a centrocampo, si aspettava lo stop, Sollena poi effettua il tacco, colpo di testa di Corleone, gioco che però si deve fermare. È finito a terra Manuel Turci.
attacco di Corleone non funziona a dovere, ma l'arbitro fa finire così il primo tempo. 0-0 tra Cus Palermo e Gonzaga, una partita in cui al momento vede il Cus Palermo avanti nelle occasioni, ne ha avute diverse ma senza centrare con continuità allo specchio della porta. Gonzaga che invece ci ha provato in apertura con Criscuoli, un tiro che è finito sul fondo, ma a prevalere è la squadra di Perrone anche sul possesso palla. Il Gonzaga però non molla e sta cercando di dimostrare un buon carattere. Squadre che rientrano così negli spogliatoi. Noi ci prendiamo una pausa e torneremo poi di nuovo in diretta qui dal centro sportivo Fincantieri di Palermo per il secondo tempo di Cus Palermo Gonzaga Under 15. Per il team calcio dopo i primi 3 minuti, la battuta verso l'area di rigore la blocca in 2 tempi Anzalone, l'invio di Pastorella, il colpo di testa in avanti da parte di Cataldo può sprigionare la corsa di Brunettini che arriva sul fondo, mette al centro il pallone, Anzalone senza problemi in uscita bassa e poi arriva il fischio. Celano non va il suo tiro, palla fuori. Questa volta 4 in barriera per Anzalone, fischia l'arbitro, la rincorsa di Favaro che scavalca la barriera, scavalca però anche la traversa, subentra Di Benedetto fermato, Moglie prova ad allungare il piede, recupera palla, allunga la falcata Moglie, ingresso in aria, Moglie arriva sul fondo, mette al centro, non c'è nessuno sul secondo, poi Mortillaro col braccio, calcio di punizione ma la prima folata. Alla lanciata, poi Moglie, sbilanciato forse, Moglie riesce a calciare ma sorvola la traversa, occasione. C'è il fischio con la battuta verso la porta, sorvola la traversa per il direttore di gara, basta così per il primo tempo. 0-0. Vedremo anche se cercherà la porta, non sarebbe un mistero in caso, infatti cerca la porta, Vitrano blocca senza problemi Pastorella che l'aspettava lì, 3 in barriera addirittura per Pastorella. C'è il fischio, parte la Corte con il sinistro, scavalca la barriera, colpisce la traversa dopo il tocco di Pastorella, calcio d'angolo. Vittoria a rientrare col destro, sono in 6 del team calcio in aria, la battuta in mezzo, colpo di testa di Vitrano sui piedi di Lomonoco che cerca il secondo palo col piattone a scodellare la palla che si perde non lontanissima dal palo alla destra di Anzalone, la palla calciata via. La Corte allunga la falcata, la Corte in area, la Corte effetto la Corte sulla partita, prima la traversa, ora il gol che sblocca il match. 1-0 per il Cus Palermo, Cristian La Corte. La battuta di Anzalone, una palla che cade nella terra di nessuno, allora può riconquistare con Aromatico che lancia in avanti, il tocco di Favaro, il cucchiaio morbido e il pareggio del team calcio con Favaro che torna al suo posto e torna a fare quello che sa fare meglio, ovvero sia gol. Casisa cerca e trova Mortillaro che passa ancora in mezzo a 2 Mortillaro, cerca il servizio in profondità, posizione regolare per il tentativo da parte di Santoro in 2 tempi, la parata di Pastorella che salva il team calcio. La Corte, anzi ovviamente Romano, De Carli, ora la Corte, dribbling secco, può andare la Corte, fronte alla porta, testa alta, sinistro, blocca Pastorella, prova ad alimentare senza successo l'azione il team calcio. Allora attenzione a Romano dall'altra parte per il Cus,
Romano va più veloce del pallone, non è costretto a frenare. Ancora Romano, salta un avversario, mette in mezzo, Pastorella allontana. Catanese! Il salvataggio sulla linea da parte di Celano. È situazione che rimane sull'1-1, ma ancora Catanese che alimenta l'azione in fuorigioco però. Se ne va Goa, sulla palla rimane Santoro. Tutto rintanati indietro il team calcio. C'è il fischio dell'arbitro. C'è la battuta di Santoro sopra la traversa. Pronto alla ribattuta invece Castelli dall'altra parte. C'è il fischio. La battuta che finisce in porta. Il salvataggio sulla traversa per palla che rimane lì ancora. E attenzione, proteste da una parte e dall'altra. Si salva il Cus Palermo grazie anche a un super Anzalone proprio nel finale. Che salvataggio sulla traversa per questa ghiotta occasione, e per l'arbitro basta così. Finisce 1-1 tra Team Calcio e Cus Palermo, una partita che si è accesa nel secondo tempo come ci aspettavamo. Randazzo si cerca un'altra giocata profonda, c'è il liscio sia da parte della difesa, ma no, invece per Diego Piazza il gol del Cus Palermo. Ci sono movimenti sul primo palo, colpo di testa di Maniscalco, poi il tiro finisce sul fondo. Lancio lunghissimo, occhio alla lettura non perfetta da parte di Salvo, il gol di Corso pareggia il Costa Gaia Adelcam l'1-1 con la rete di Corso. Pallone morbido, colpo di testa fuori nuovamente con le giocate di Adriano Piazza. Alla battuta va Salamone, parte il suo sinistro verso il secondo incrocio, finisce fuori, ma che pallone insidioso quello calciato da Simone Salamone. Teresi lotta ancora in scivolata, nuovo pallone per lui, si era allargato Chiarello, il Cus non gioca semplicemente per il tiro da fuori, occhio a Genco che ha rischiato un gran gol. In profondità, colpo di testa, una sponda a sinistro, fuori di Piazzese. Palma in verticale, trova così davanti la porta il destro vincente di Piazzese. Il gol del Cus Palermo, 2-1 per i giallorossoneri. Ricordiamo che il gioco si è interrotto per 5 minuti buoni. Qui l'imbucata, occhio a Ruvolo, area di rigore, Ruvolo sul sinistro, calcia sull'esterno della rete. Pallone in mezzo, colpo di testa, il pareggio del Costa Gaia, Adriano Piazza. Un pallone indirizzato benissimo sul secondo palo, 2-2. Ramacca va a prendere il pallone, deve fronteggiare però Genco, cross in mezzo, secondo palo, si va a coordinare l'attacco del Cus, c'è il tiro, la parata super di Loduca sul tiro arrivato da Chiarello. Cus che alza i ritmi, Palma, finta, cross dentro, pallone ricevuto da Ramacca, pallone dietro, il tiro dalla distanza, che gol di Piazzese, che doppietta, grandissimo gol di Giuseppe Piazzese, 3-2, Cus Palermo con la qualità. Nuova gestione verso l'interno del Cus Palermo, con nonchalance il pallone per Ruffino, finta ancora Ruffino, il piazzato, pallonete! Che gran gol di Ruffino, entrato dalla panchina. Cus Palermo che va sul 4-2. Attenzione al tiro da fuori, un altro super gol del Cus Palermo, sempre con Giuseppe Piazzese.
Triplice fischio senza recupero questo match, vince il CUS Palermo 5-2 contro il Costa Gaia. Adelcam si prende i primi 3 punti. Secondo tempo di CUS Palermo Gonzaga, è la seconda giornata del campionato Under 15 Sicilia. Siamo nel girone B, 0-0 dopo i primi 35 minuti, più CUS Palermo, ma senza essere molto preciso. Gonzaga che sta reggendo il ritmo, adesso ha conquistato una punizione con la risposta del CUS Palermo che prova ad andare avanti con Mortillaro, se la allunga, va a sfidare Giuseppe Guarino, scambio con la corte, verticalizzazione, non va avanti Mortillaro, pallone vivo per Moie, limite, calcia Moie, trova l'angolino, Kevin Moie, 1-0 CUS Palermo, gol preciso in apertura di ripresa. Gran gol di Moie. Inizia forte il CUS Palermo nonostante la conquista di una punizione da parte del Gonzaga. Cambia il risultato dunque, il gol di Moie al 36esimo. Prova a rispondere la squadra di De Domenico con questo lancio in area di rigore raccolto da Anzalone che protegge i pali del CUS Palermo. La squadra di Perrone si è schierata con un 4-2-3-1 in difesa da destra verso sinistra Di Benedetto, Turci, Vitrano e D'Antoni. A centrocampo in mediana ci sono Solena e Goa. Sulla tre quarti a destra Moie, a sinistra Romano, la corte sulla tre quarti, ma al centro, dietro l'unica punta Mortillaro. Gonzaga invece con il 4-3-3, Panno in porta che ha sostituito Renier nell'ultima ora, che ha preceduto il calcio d'inizio. In difesa Dagnino, Giuseppe Guarino, Giardina e Di Prima. A centrocampo Corleone, Programma e La Bua. In attacco il tridente composto da Provenza, Criscuoli e Speciale. La protezione del pallone da parte di Romano, lui ha avuto una chance a porta vuota nel primo tempo, era difficile da mettere dentro dato il terreno di gioco in terra battuta, sì, ma che presenta tanta sabbia, soprattutto vicino al fondo del campo. Salta invece così Moie, il proprio avversario, l'autore del gol segnato poco fa dal CUS Palermo.
di Benedetto, sale Mortillaro, l'anticipo di Giuseppe Guarino. Sempre duri da digerire i gol in apertura di tempo, che sia primo o secondo. Cross in mezzo di Mortillaro, è un pallone per Panno. Criscuoli spalla la porta, regala alla Corte, che sta mandando giù. Ancora la Corte calcia nel momento in cui si trova davanti Giuseppe Guarino. Poi Panno ha avuto un attimo di tensione a causa del rimbalzo strano del pallone. Speciale, Criscuoli la alza, raccoglie Anzalone. Gonzaga che disputa le proprie partite casalinghe su un sintetico, quello del Giovanni Aloisio di Misilmeri. Di conseguenza si trova in difficoltà la squadra di De Domenico. Moie a terra, ci va di prima. Alla fine Giuseppe Guarino si prende il pallone, l'arbitro però deve fermare il gioco. C'è stato un duello, qualcosa che non è andato bene secondo l'arbitro. Si scambiano il 5 Francesco Di Benedetto e Oliver Speciale, i due protagonisti. Il lancio di Giuseppe Guarino intercettato, a spazzare Giardina, la raccoglie Moie, poi la lascia lì, non per colpa sua. Arriva poi Sollena a travolgere di prima. Calcio di punizione per il Gonzaga, sembrava essere così, in realtà è rimesso laterale. Liscia programma la Corte verso la direzione di Romano, un po' fermato poi definitivamente da Dagnino. Rimessa laterale stavolta dall'altro lato e in favore del Cus Palermo. D'Antoni cerca qualcuno, voleva la Corte, arriva prima di tutti Giuseppe Guarino. Provenza scivola nel momento del passaggio, poi il Cus si perde lungo la fascia. C'è un cambio, il primo della partita, e del Cus Palermo esce la Corte, che contro il Team Calcio era partito dalla panchina, poi ha segnato il gol del pareggio di quel match. Dunque prima mossa di Perrone con l'ingresso in campo di Santoro. Colpo di testa fuori deciso di D'Antoni. Avanza ancora il Gonzaga con Criscuoli, cerca il cross, siamo vicino alla bandierina. Pallone lasciato lì, lo va a recuperare Gowa per il nuovo entrato Santoro. Il calcio al pallone di Nicolò Dagnino, convinto. Perrone chiede aiuto a Mortillaro. Serie di rimesse laterali in questi ultimi secondi.
Pallone d'esterno non perfetto di Sollena. Allora va avanti il Gonzaga con la bua. C'è il cartellino giallo, il primo della partita per Davide Sollena, ammonito. Primo giallo estratto da Leonardo Vecchio di Palermo. Calcio di punizione per il Gonzaga. Alla battuta Giorgio Programma. Fischia l'arbitro, parte Programma. In mezzo voleva il tap-in vincente speciale. Il pallone ha attraversato tutta la zona buona da cui calciare. Gioca in difesa il Cus, ma rischia tanto. Colpo di testa di Corleone. Accancio abbastanza buona a proteggere. Corleone va a lanciare Provenza. Prima di tutti Vitrano, il capitano del Cus Palermo. Dagnino sale a contrasto con Santoro. Si va a prendere la rimessa. Il terzino delle Gonzaga. Romano, la sponda di Mortillaro, un po' in ritardo Moie, che comunque va a riprendersi il possesso del pallone. Avanza Kevin Moie, d'aggressività questo passaggio, arriva a Romano, ancora Moie, il rimpallo vincente, il duello con Dagnino. Fortunato il Cus Palermo ad avanzare. Gonzaga che se l'è cavata con le proprie carte a disposizione. Dietro. Una mano lì. Calcio di punizione battuto per il Cus Palermo. Va avanti Anderson Goa. Male verso Santoro. Colpisce non benissimo il pallone. In scivolata qui D'Antoni. Dagnino batte questa rimessa, stava avanzando troppo secondo l'arbitro. Giuseppe Guarino a centrocampo, l'anticipo di Moie, stava per andare. Passaggio dietro, arriva anche Di Prima. Palla al piede per Sollena. Si gioca di più in mezzo al campo. Santoro verso Romano, arriva Programma, superato Programma da Romano, pallone dentro, il tocco di Giuseppe Guarino, ma c'è Goa, se la porta sul sinistro, stava andando a calciare il pallone, arriva in qualche modo a Romano in posizione di fuorigioco. Tante sono le indicazioni di Domenico dalla panchina del Gonzaga. Più silenzioso
Perrone, avanza Moie, sempre con il sinistro, stavolta giro, deviato in calcio d'angolo. La battuta sul primo palo, libera programma. Prova a vincere il contrasto la Bu, ancora programma. Non la prende di testa Gowa. Ancora programma. Sempre a lasciarla per gli avversari. Santoro, fresco dalla panchina, imbucata per Moie. Risponde Panno. Continua il Cus Palermo. Il tocco di Benedetto per l'arrivo di Sollena. Cade, non c'è nulla secondo l'arbitro, che scuote la testa. Avanza Speciale, si ferma. Pronta a girare, tutto. A prenderla però il Cus Palermo. Mortillaro, fermato da programma, che si rimedia. L'errore di poco fa, avanza Criscuoli, avanza il Gonzaga, il tocco decisivo. Quasi a farla finire sul fondo. Di Benedetto. Mortillaro per Moie. Vince il rimpallo di Benedetto contro Giuseppe Guarino. Lancio lungo verso Kevin Moie. C'è spazio per il Cus Palermo, area di rigore. Morbido, testa di Giardina. C'è la presa di Panno. Moie dice a Perrone che la palla era scappata. Perrone ha risposto di gestirla meglio la prossima volta. Dagnino, qualche problema per lui. C'è il cambio per il Gonzaga. De Domenico non vuole rischiare, entra Cuccia. C'è il primo cambio anche per il Gonzaga. Cuccia va a posizionarsi a sinistra. D'Antoni va a fare, pardon, Di Prima va a fare il terzino destro. Speciale va avanti in orizzontale, avanza il Gonzaga con la Bua. Criscuoli cerca il cross, non conquista neanche la deviazione. Nuovo cambio per il Cus Palermo. Esce Mortillaro. Al suo posto Trapani. Programma. Il pallone non arriva. La Bua. Ancora programma. Moie da dietro. In verticale a far correre Santoro. Avanza il Cus Palermo. Chiede palla il nuovo entrato Trapani. Ancora Santoro. C'è il cross. In ritardo però. Giuseppe Guarino. Il passaggio per il nuovo entrato Cuccia. L'anticipo di Sollena a lottare Cuccia. Giuseppe Guarino
Ancora Sollena. Anticipo di Labua, il pallone rimane in possesso della Cus Palermo, cerca il cross, Davide Sollena, c'è la rimessa laterale. Di Benedetto a schiacciare verso Trapani, ci deve essere cambio rimessa, richiamato dalla panchina Francesco Di Benedetto per il pallone proposto. Criscuoli mette fuori il Cus. Ettore, dai, Ettore! Ettore, devi andare forte, devi andare. Non può battere Di Benedetto. Tempo, signori. Spray per Sollena che si rialza. Nel frattempo è pronto ad entrare Billeci. Ne approfitta anche Gowa della bomboletta. È ufficiale il cambio. Con l'uscita di Sollena entra Billeci. Programma trattenuto da Romano. Bravo Giorgio. Punizione Gonzaga con il capitano Giuseppe Guarino. Partita ancora aperta. Guarino dà indicazioni a Cuccia di salire. Il capitano va a largo nel frattempo a far correre Giardina. Ha messo in difficoltà il compagno. Aiuta Ciccio. Prova ad allungarsela Kevin Moye. Criscuoli. Il pallone finisce fuori. Ancora Criscuoli. Ci pensa Vitrano. Trapani se la allunga girandosi. Poi il liscio di Giuseppe Guarino. Il pallone di Moye calcia al volo. Il sinistro fuori. Perrone voleva giocare più palla a terra. Oh, vicino, veloci! In questa circostanza Moye ha visto il rimbalzo del pallone. Sacco di là, bu! Anche le poche occasioni hanno invitato l'esterno del Cus Palermo a calciare. Insomma, per provarci, per trovare il gol. Nuovo pallone verso Moye contro Giardina. Lo lascia andare, Moye torna indietro.
si propone Santoro, invece si va da Romano. L'attacco, la scivolata ottima di Giuseppe Guarino e fallo laterale. Riceve il nuovo entrato Billeci. Criscuoli, sono in due quelli del Gonzaga in avanti, poi la scivolata a levar via di D'Antoni. Ancora Criscuoli contro Vitrano, il Gonzaga si prende altri metri a favore. Provenza, l'alzata di Corleone, Anzalone. Moye non passa, se la allunga così contro Corleone. Ancora Moye, cerca anche il colpo di mano dell'avversario, va avanti Moye, tutto ok, Santoro, cross dentro, Trapani, che occasione per il CUS Palermo con il nuovo entrato Trapani, uscita di poco, azione costruita benissimo con Moye che ha fatto tutto da solo lungo la fascia di sinistra, poi il cross per Trapani da parte di Santoro. Azione con ragazzi tutti entrati dalla panchina. Cambio CUS Palermo, entra Catanese al posto di Romano. Oh dai! Tutta la rimessa laterale, Trapani furbo a capire l'andamento del pallone, anche a stopparlo per avanzare, ma è stato commesso fallo in partenza su Giuseppe Guarino. Battuta affidata a Giardina. Colpo di testa a rispondere, tocca Giardina con il braccio, battuta la punizione da Moye, corre Billeci, prima di lui Giuseppe Guarino, c'è Santoro, funambolico, rimessa laterale. Tenta la sponda Billeci, alzata di Giardina, salta programma, il pallone rimbalza in faccia a Trapani, Santoro si propone Moye in mezzo, ma c'è il fuorigioco dall'esterno del CUS Palermo. Santoro Goa la gioca larga, spazza fuori quasi ai compagni in panchina. D'Antoni, ancora Goa, fuori, Provenza verso Criscuoli, viene chiesto di non fare fallo, rispetta la proposta, la richiesta, senza poter attaccare però. Ciccio, qual è il tuo Ciccio? Vai tu, guardi! Oh, sempre! Dietro, dietro, dietro! Aiutiamo! Sale il CUS Palermo, un po' di spazio per Nicola D'Antoni, risponde l'altro 3, Alessandro Di Prima.
L'aspetta Moye, la lascia lì a Gowa. Nel frattempo c'è Giardina a terra, gioco fermo. Cambio per De Domenico. Esce programma, entra Ragusa. Ragusa, vai forte! No, Ragusa! Si gioca con Santoro. Avanza, spazia Giardina, tacco di Cuccia. Ancora Santoro verso l'interno, cross dentro, occhio a Di Benedetto, da solo ne approfitta, il raddoppio del CUS Palermo con Francesco Di Benedetto, 2-0. La dedica di Di Benedetto, super solo il terzino del CUS, si va a prendere la gioia personale. Vedremo adesso se il Gonzaga ha accusato il colpo, quello definitivo. Non è stato del tutto assente dal momento in cui ha subito il primo gol, quello segnato da Moye al 36esimo. Poco fa al 65esimo c'è stato quello di Benedetto. La mantiene in campo Ragusa. Sale Ragusa, si ritrova Catanese, riesce a passare Ragusa. Lì in zona c'era Speciale, Provenza verso il nuovo entrato Gaetano Guarino. Provenza verso Criscuoli a proteggerla, pallone largo, cross in mezzo, Anzalone se la chiama. Non c'era nessuno ad attaccare la profondità. Gioco da fermare. C'è Di Benedetto giù. Il CUS Palermo vuole fare direttamente il cambio. Esce dunque Di Benedetto, a segno poco fa. Al suo posto entra Casisa. Quinto cambio per il CUS Palermo. Vabbè, cambio, gioco. Tempo, arbitro. Sull'uomo. Anzalone. Il pallone per D'Antoni che cade a terra, tutto regolare. La Bua verso di prima, non c'è la ricezione. Andrea. Colpo di testa di Cuccia.
speciale. Alla fine Gowa verso Moie, il liscio di Giuseppe Guarino, avanza Moie, si alza anche il sole, la finta di Moie, girata a sinistro dentro, Panno. Largo Andrea, largo Andrea. Ragusa, porta avanti! Guarda Ragusa, guardalo. Guarda Andrea! L'alzata di Ragusa rimane in mezzo alle linee, ne approfitta Casisa, esce Gaetano Guarino, adesso Giuseppe Guarino dietro da Panno. Allargati, allargati. Non ti voglio parlare, allargati soltanto. Gaetano Guarino che è entrato al posto di Corleone Sei più veloce, minuti fa, Ali! adesso la insegue Speciale. Mette via Vitrano, pallone che non viene spazzato fuori dall'altro lato, ma esce nell'out vicino ai giocatori. Il contrasto con Vitrano vincente, pallone lungo per Moie, prova a saltare Panno che la va a toccare fuori l'area di rigore, c'è il cartellino rosso per il portiere del Gonzaga. Arbitro. Gonzaga in 10, Mister! espulso Panno, il portiere. Mister! Arbitro, toccata prima col piede! Panno che l'ha toccata prima con il piede. Rosso dunque per il Gonzaga. Entrerà Caldarera con la maglia numero 63. Esce Provenza e lui il sacrificato. Dunque Gonzaga in 10, espulso Panno per aver toccato il pallone fuori l'area di rigore. Lui, essendo il portiere, non può far ciò. Adesso in porta c'è andato Caldarera, è uscito Provenza. Cus Palermo che ha questo calcio di punizione. Siamo dentro il tempo di recupero. Barriera a 4, si aggiunge anche Ragusa sotto indicazione di Caldarera. Accanto a lui si è messo Renier che ha fatto l'assistente di società. Renier che viene allontanato dall'arbitro, non può stare lì. E punizione dunque per il Cus Palermo, va a battere Vitrano sulla barriera, ancora Vitrano in mezzo a tante maglie verdi, pallone dietro, Gowa, alzata non profonda ma alta, colpo di testa anche con la schiena, volendo di Gaetano Guarino, pallone fuori, anche se Vitrano è a terra. Si rialza il capitano della Cus Palermo, si può andare con la battuta di Casisa. Nuova rimessa per il Cus Palermo che chiude questa partita in attacco. Gonzaga che dal primo gol subito, ovvero dall'inizio del secondo tempo, si è spento. Trapani, c'è il fuorigioco
del giocatore del CUS. CUS Palermo che alla prossima giornata riposerà, cosa effettuata dal Gonzaga la prima giornata. Gonzaga che andrà ad ospitare il Palermo al prossimo turno domenica 2 ottobre alle ore 10. CUS Palermo che affronterà il Palermo alla prossima partita da giocare, quindi quella del quarto turno dopo il riposo. Parliamo però di tanto tempo che deve passare ancora, perché CUS Palermo sarà sabato 8 ottobre alle ore 17. Calcio di punizione per il Gonzaga, conquistato in questi minuti di recupero. Cinque concessi dall'arbitro. Parte la battuta, colpo di testa di Gaetano Guarino, facile per Anzalone. Giuseppe De Domenico, allenatore del Gonzaga, oltre la propria area tecnica, oltre la linea di metà campo, più verso la panchina del CUS Palermo che quella sua, a dare indicazioni ai suoi ragazzi che attaccano, cercano di attaccare in questo finale. Strattonato, Giuseppe Guarino ci va per la norma del vantaggio, riesce a passarla di prima, traversone verso Criscuoli e Ragusa, non ricevuto. Si lamenta un fallo su Billeci, ma c'è il triplice fischio dell'arbitro dopo 5:50 di recupero. Il CUS Palermo batte il Gonzaga per 2-0. I gol segnati al 36esimo da Moie e al 65esimo da Di Benedetto. Una vittoria che è arrivata in maniera abbastanza tranquilla. Gonzaga che ha retto il primo tempo, ha creato qualcosina di pericoloso soprattutto nei primissimi minuti. CUS Palermo che ha calciato tanto senza però essere preciso. Secondo tempo, altra storia, con il gol in apertura di frazione segnato da Moie. Gonzaga che poi si è andato a spegnere al 65esimo, la rete del 2-0 da parte di Benedetto. Si è trovato da solo, lui che è un terzino destro, è andato a calciare trovando precisione. È stato preciso anche il gol segnato da Kevin Moie, che si prende la prima gioia stagionale. Sembra esserci la corsa fino a bordo campo dal nostro lato da parte del CUS Palermo Under 15. Seguiamo un po', anzi no, in realtà si va dall'altro lato verso gli occhi dei propri genitori. C'era in mezzo Ragusa del Gonzaga che se n'è andato di corsa. Prima vittoria stagionale dopo il pareggio per 1-1 contro il Team Calcio, rigorosamente a torso nudo. Questa presa d'applausi. Seguiamo un po' ciò che si respira in mezzo al terreno di gioco del Fincantieri. Maglie lanciate, addirittura qualcuno non se l'è voluta togliere. Finisce così CUS Palermo Gonzaga Under 15 2-0. Moie e Di Benedetto
decisivi. Cus Palermo che sale a 4 punti in classifica, Gonzaga che invece parte con una sconfitta, questa sua nuova avventura per quanto riguarda la categoria Under 15. È tutto dal Fincantieri di Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.